Calci e pugni in pieno giorno, nell'orario d'uscita dalle scuole, vicino alla stazione delle Corriere di Castelfranco Veneto. Uno sguardo o una parola di troppo, una violenza sfociata per futili motivi tra due distinti gruppetti di ragazzi. In totale una decina i giovani coinvolti, per la maggior parte minorenni. Una lite iniziata da scambi accesi tra i due gruppi rivali, sfociata poi nella violenza fisica che non ha lasciato indifferenti i passanti che hanno allertato le forze dell'ordine su M118. Arrivati sul posto, i sanitari hanno soccorso un ragazzo che aveva ricevuto dei pugni al naso e una ragazza colta da attacco di panico. Scappati a piedi invece gli aggressori. Sul posto sono intervenute anche diverse pattuglie dei carabinieri che stanno tuttora lavorando per identificare attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona i responsabili della rissa e risalirne ai motivi. Probabilmente si tratta di alcuni ragazzi già noti che nei giorni scorsi si sono resi protagonisti di disordini. Quello all'autostazione è l'ennesimo caso di aggressioni in città, un fenomeno che non accenna ad arrestarsi. Questi episodi ci richiamano a tenere sempre alta l'attenzione sul mondo giovanile, commenta con preoccupazione il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, intervenendo con azioni di prevenzione pensate insieme alle scuole e alle forze dell'ordine.